I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno accolto il ricorso dell'avvocato Salvatore Virgone disponendo l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il favarese Calogero Presti, di 43 anni, arrestato lo scorso 24 dicembre perché ritenuto coinvolto nell'inchiesta up and down condotta dai carabinieri. Le forze dell'ordine avrebbero portato alla luce un presunto traffico di droga che dal Belgio arrivava fino a Favara. Altre 6 persone, oltre Calogero Presti, furono raggiunte lo scorso mese da misura di custodia cautelare, 4 in carcere e 2 ai domiciliari. Dei 7 indagati, già 4 hanno visto una riduzione delle ordinanze firmate dal GIP di Palermo Vilma Mazzara. Lo scorso 10 gennaio il Tribunale del Riesame aveva messo in libertà l'empedoclino Stefano Sacco di 52 anni. Nei giorni scorsi il 38enne favarese Carmelo Vaccaro e la marocchina Rania El Moussaid sono tornati anch'essi in libertà. Vaccaro con il divieto di dimora e El Moussaid con l'obbligo di firma.